A volte l'ispirazione arriva proprio quando qualcosa rompe la quiete. Ed mi è capitato proprio in questi giorni. Un'ispirazione pazzesca che mi ha portato a scrivere un testo molto profondo e probabilmente diventerà presto una canzone. Si intitola Vulnerabile e mi ha ispirato molto una vicenda che mi è successa in prima persona. Eh, Ho sentito quindi il dovere, la voglia di entrare un po' in un discorso abbastanza scabroso, che è quello dei volatori affettivi. Io sono del parere che bisogna stare molto attenti ai manipolatori affettivi, eh, perché entrano in maniera subdola nell'intimità della vittima, creando dipendenza e spacciandosi inizialmente per persone perfette, amorevoli ed empatiche, ma che in realtà non provano alcuna empatia e amore. Persone teatrali che conoscono benissimo i trucchi della seduzione. Spesso inventano una realtà che non esiste, completamente diversa da quella reale. Sono molto abili a far sentire in colpa gli altri, passando dal torto alla ragione, prendono sempre più il controllo delle persone sensibili e in buona fede. Il loro obiettivo è quello di diventare l'unica ragione di vita della vittima, spesso collezionando in maniera meccanica dipendenti affettivi da turlupinare e raggirare in contemporanea, spesso, senza scrupoli, fino ad abbandonarli all'improvviso, sparendo come fantasmi. Sparendo come fantasmi dalla loro vita e concentrandosi su nuove prede, godendo sulla sofferenza e il dolore della persona abusata. Un disturbo di personalità sfruttante e manipolatorio che può arrecare seri dolori alla vittima, quindi bisogna stare molto attenti. Vi posso garantire che è gente molto malata, pericolosa per l'incolumità delle persone sensibili. Quindi statene alla larga, senza dare alcuna possibilità di ritorno, e se occorre bloccate numeri, contatti, social, eccetera. Questo più che uno sfogo è un consiglio perché è meglio non alimentare un gioco perverso simile, che all'inizio si presenta come manna dal cielo e successivamente rischia di recare dolori e rogne inutili. Per fortuna è tutto a posto per quanto mi riguarda, sono un po' stanco, eh, privo di energie, ma è tutto a posto. Vi invito a prendere le dovute distanze dai narcisisti patologici. Quindi, per tornare a quello che era il succo e quello che era il senso del video, da un'esperienza negativa ho avuto l'ispirazione per scrivere un brano che molto probabilmente si intitolerà Vulnerabile e spero di farvi ascoltare presto. Ovviamente è ancora in fase di arrangiamenti, ancora in fase di composizione. Il testo continuo a coltivarlo e a modificarlo lì dove ce n'è bisogno, e spero di farvelo ascoltare presto. Ripeto, l'ispirazione a volte arriva proprio quando tutto è fermo o addirittura qualcosa rompe la quiete, quindi la potenza dell'ispirazione, dell'arte, della musica e della passione è più forte di tutto.